tua zona saranno disponibili. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te, cara Natalia, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, lui è Alex Cereda, buongiorno. Lei è Giovanna Scaglione. Buongiorno a tutti. Allora, questa è la... Sì, perfettamente, la sento perfettamente, Giovanna. Oggi è sabato 29 di novembre, allora Alex, tu sabato scorso non c'eri, quindi andiamo avanti. Dove eravamo rimasti? Vai. Allora, questa puntata stiamo dedicando una serie di puntate, visto comunque il tempo limitato che abbiamo, e la vastità degli argomenti dedicati a Franco Scaglione. Qui abbiamo ospite la figlia Giovanna Scaglione, mia amica da tanti anni. Questa puntata... Ciao Giovanna, è sempre un piacere sentirti. Parleremo di Franco Scaglione, non più come design, ci sarebbe veramente tanto altro da raccontare, ma è immensa la carriera e la storia di questo uomo, ma del Franco Scaglione pre-disegnatore di auto, cioè cosa faceva tuo padre, cosa ha realizzato e da quale inizi, da quali basi è arrivato poi a disegnare le auto, visto che molti danno un'analogia con le forme femminili alle auto che ha disegnato. Esempio lo è la 33 stradale del 68, una delle auto più belle definite in tutto il mondo, costruita in pochissimi esemplari, che se guardata lateralmente sembra una donna distesa. È vero. Ma guarda, io ti posso dire una cosa, che già quando mio padre era al primo liceo, lui sui quaderni di matematica disegnava un po' di tutto, da auto, aeroplani, perché lui era un appassionatissimo di aeroplani, avrebbe voluto fare il servizio militare in aeronautica, ma siccome era molto miope, a quei tempi non erano accettati piloti che dovessero o portare gli occhiali, tantomeno le lenti a contatto, che non erano ancora state inventate, almeno per quello che ne so io. E poi lui era una persona proprio nel suo essere particolarmente elegante. Quindi tu in questi quaderni, già da quando ero, mi ripeto, al primo liceo, vedi anche dei disegni di abiti. A lui piaceva moltissimo che la donna fosse sempre molto elegante, ma con uno stile, diciamo, semplice, mai troppo vistoso, mai troppo... cioè, il vestito doveva mettere in risalto la donna e quindi l'abito veniva pensato via via in base alla persona a cui era destinato. Era un esteta. Scusami, non ho capito. Era un esteta, amava l'estetica, sì. amava adornare la donna di una maggiore femminilità, perché disegnare abiti femminili non è una cosa molto facile. Esatto. E quindi quando lui è tornato dalla guerra, perché lui ha fatto 5 anni di prigionia in India, prigioniero degli inglesi, e vabbè, purtroppo era stato mandato in Africa, è stato fatto prigioniero, tenuto 5 anni a Yol, alle pendici dell'Himalaya. Quando è tornato è stato un anno
diciamo, ha preso un anno sabbatico per rimanere con sua madre e riprendersi da quello che è logicamente una vita passata per 5 anni dentro dei reticolati Mamma mia. nel niente, perché lassù non c'era assolutamente nulla. Era un paesotto che sarà stato diciamo sui 5, al massimo 1000 abitanti, e questo enorme campo di prigionia dove c'erano più di 5.000 italiani. Quindi è tornato a casa, è stato con sua madre, si è ripreso, diciamo, parte della sua vita. Poi ha deciso di andare a Bologna per vedere di poter mettere in pratica il suo desiderio di diventare designer automobilistico. Solo che non era facile a quei tempi. Bologna era forse il punto di riferimento in quel momento, perché c'era Stanguellini e Famoso lui era Stanguellini. diventato amico di Stanguellini. Però logicamente non c'era ancora quella grande possibilità di poter avere dei contatti poi con Torino, dove c'era la Bertone, la Pininfarina, insomma era un periodo un po' di transizione, un po' difficile. E allora Babbo, per non restare con le mani in mano, nonostante che lui pensasse già alle automobili che avrebbe voluto disegnare poi in un futuro, se tutto fosse andato bene, si è dedicato alla moda. E quindi Bologna era una città abbastanza, diciamo, non ricca, perché alla fine della guerra di ricco c'era poco. Ma vabbè, era un comunque, piccolo bacino industriale per l'automobilismo, perché poi da lì nacquero tanti altri marchi. Esatto. Però contemporaneamente Babbo si dedicò alla moda e via via c'erano due atelier a cui lui si è presentato, gli ha fatto vedere gli schizzi di quello che lui pensava potessero essere degli abiti adatti a quell'epoca e a un certo tipo di donna, di persona, ovviamente che doveva avere una piccola possibilità economica, perché andarsi a far fare degli abiti su misura in un atelier significava avere qualche piccola disponibilità in più, se no si andava dalla sartina di quartiere che ti faceva il vestito come poteva. E ti assicuro, Alessandro, che Babbo aveva avuto un grandissimo riscontro, perché i suoi modelli piacevano e venivano veramente poi realizzati, venduti, molto apprezzati. Però l'idea di Babbo era quello di dedicarsi all'automobile. E ringraziando appunto Stanguellini, con cui aveva stretto, come mi ripeto, un'amicizia, lui è riuscito a seguire i consigli di Stanguellini, che gli disse: guarda Franco, ricordati di una cosa, non contare sulla Ferrari, perché alla Ferrari non ci entrerai mai, con le tue idee tu alla Ferrari non avrai mai nessuna possibilità. Io ti posso garantire qualche piccolo lavoro, ma anch'io sono piccolo come fabbrica, io sono ancora una piccola fabbrica, e la Stanguellini non è mai arrivata a livelli
particolarmente elevati, pur aver fatto delle bellissime automobili, e gli consigliò di andare a Torino ed incominciare a prendere contatti con Bertone, con la Pininfarina, Nuccio Bertone. soprattutto con Nuccio Bertone. E Ti allora fermo un attimo, Giovanni, scusami, anche perché la parte più interessante, non abbiamo moltissimo tempo, ma la parte ugualmente interessante poi all'inizio della carriera con Nuccio Bertone ne parleremo in un'altra puntata. La puntata di oggi vorremmo concentrarla sul Franco Scaglione Design, ovvero lui ha disegnato dei bellissimi abiti, ha avuto un certo successo, prima ancora di passare con Bertone, con cui ha avuto una carriera stratosferica, ha molto aiutato Nuccio Bertone a co-realizzare, che poi li ha realizzati lui, delle auto straordinarie, e anche Bertone gli ha dato la possibilità di potersi sviluppare. Però vogliamo concentrarci oggi sul discorso di questi abiti. Tu hai custodito e conservato, e daremo una piccola anteprima perché prossimamente in qualche raduno potranno ammirarli. Tu custodisci qualcosa di tuo padre disegnato, ovvero 60 anni, 70 anni fa. Allora, ci vuoi parlare di questi abiti? Io ho due cose. Uno è l'abito che mio padre aveva disegnato per la festa di fidanzamento con la mia mamma, quindi l'abito destinato a mamma per la festa di fidanzamento. Ti dirò di più, quell'abito la mia mamma l'ha messo il giorno in cui io mi sono sposata. Quindi il giorno del suo fidanzamento, e poi l'ha rimesso il giorno in cui io mi sono sposata. Ed è bello, molto bello, di una seta molto delicata, molto purtroppo nel tempo un pochino si è scolorito, ma poco, aveva un colore molto più brillante, cioè, bisognerebbe poter vedere le fotografie o vederlo dal vivo. E poi, come altra cosa, ho la camicetta con cui mamma si è sposata, perché mamma si è sposata con una camicetta e una gonna. La camicetta logicamente l'ha disegnata mio padre. Quale atto d'amore più bello che disegnare un abito per la propria sposa? Semplicissima, ma se tu la guardi in quella semplicità c'è il mondo. È bello. Perché ha fatto fare tutto una parte, io adesso dico ricamata, ma non è un ricamo, è specie nemmeno uncinetto, ma l'ha fatta fare a Venezia, qual è l'isola dove lavorano il coso, adesso non mi ricordo se Murano o Burano. E appunto questa parte dove ci sono queste bellissime cose di questa camicetta, queste sono state fatte apposta a Venezia, a Burano. Dopodiché è stata creata la camicetta, anche quella in seta bianca, e diciamo io ho conservato queste due cose qui. Che verranno esposte, ne parlavamo l'altro giorno, e ho detto con Giovanna, questi cimeli, questi punti artistici di Scaglione, di Franco Scaglione, di tuo papà, io chiamo sempre ingegnere, perché ingegnere non è chi ha il titolo, è ingegnere chi dimostra nel campo e sul campo le proprie abilità. Tuo papà non aveva completato gli studi di ingegneria, però come genio e come anche perché eravamo il dopoguerra, anche se lui veniva, ricordiamolo, da una famiglia diciamo benestante, anche nobili, le origini nobili di tuo papà, la voglia di poter lavorare subito nel settore automobilistico ha preso un po' la preferenza.
Questi Esatto. due oggetti di stile che saranno probabilmente esposti in un prossimo raduno. Ho già contattato Ombretta Balduzzi per dire che nel prossimo raduno che faranno il prossimo anno, credo gennaio o febbraio, in officina con dei manichini, con delle teche, saranno esposti questi due, la camicetta e quest'abito. Quindi gli appassionati Mi fa potranno molto vederli. piacere perché guarda, ti posso dire che 2 anni fa mi aveva contattato il Mauto da Torino, quello che una volta era il coso Biscaretti di Ruffia, no? Aiutami. Il museo Biscaretti Sì, di sì, Museo sì. Ruffia, dell'Automobile di Torino. il Museo dell'Automobile di Torino, mi avevano contattato perché avevano deciso di fare per 3 mesi un'esposizione di quello che i designer automobilistici avevano fatto extra, diciamo, l'automobile. Io gli dissi, guardi, quello che posso darvi sono 2 abiti che mio padre aveva disegnato perché per un certo periodo aveva fatto lo stilista di moda. E mi dissero, signora, non si preoccupi, a noi fa un gran piacere. E quindi ci siamo messi d'accordo il giorno che venivano a ritirarli, sono stati assicurati anche per una cifra abbastanza notevole e sono stati esposti al Mauto per 3 mesi. Quindi diciamo hanno già avuto un loro momento di visibilità. E molta gente che ha visitato questa mostra è rimasta un po' così stupita da trovare, adesso scusami, cerco di trovare le parole giuste, di trovare in queste cose l'eleganza che comunque hanno riscontrato poi nelle macchine. Ecco, diciamolo, molti appassionati, io per primo e nelle nostre prime conversazioni anni fa te lo dissi, vedo nello stile di quest'auto, che ha delle forme totalmente diverse, una dose di femminilità. E quale più bello accostamento dell'automobile, non della macchina, dell'automobile a una creatura femminile, che è la natura. È un connubio perfetto. E riuscire a dare femminilità, eleganza e sportività a una macchina, perdonatemi, non è da tutti. Decisamente Sì, non è da tutti. è vero. Scusatemi, io parlo sempre da figlia, quindi con un pezzettino di cuore in più. È naturale, no? Vabbè, perché scusarsi? Ci mancherebbe pure. Cioè, No, stiamo perché parlando di un uomo eccezionale, quindi ci sta tutto. non vorrei vantarmi, ecco, perché no, io non sono il tipo che si vanta, però devo dire che il mio babbo effettivamente era un uomo che aveva una sua eleganza, già lui era elegante, bastava mettergli anche un sacco di patate addosso, però lui era elegante lo stesso. E poi era proprio l'eleganza, lui ce l'aveva nel cuore. Era un uomo di classe. Sì, era un uomo di classe, veramente. Ma vede Giovanna, c'era un mio professore di diritto civile all'università che lui arrivava sempre messo in ordine e diceva che si vive meglio se c'è stile. Quindi io più invecchio e più mi rendo conto che aveva ragione lui. Antonino, anche il tuo abbigliamento che hai ricercato, diciamolo, perché io ti seguo anche fuori dalla trasmissione, hai quello stile particolare nelle cravatte, nel modo con cui ti vesti, quindi complimenti. il tuo professore ha messo un seme nella tua gioventù. Grazie, 372 cravatte non è che possono stare nell'armadio. Ma io devo arrivare a 443, per cui ci arriverai a breve, vedo se posso contribuire anch'io. È splendido. Mi auguro di arrivarci, perché proprio sono cose particolari, ti danno quel senso proprio di stile, di
una persona dimostra quello che è, proprio anche nel modo in cui si presenta, con la sua eleganza. Ricordiamoci che l'eleganza è una cosa che non deve dare nell'occhio, cioè non deve essere il pugno in un occhio, deve essere quella cosa che ti fa guardare una persona e dire che bellezza. Nel particolare. Esatto. Bene, bene. Buona gente, si sono fatte le 10, io devo chiudere e questo è inelegante, però... No, è elegante perché il lavoro passa avanti a tutto. Su questo... Ricordiamo, scusate, visto abbiamo Prego. pochi secondi, che Giovanna, visto che questa monografia sta avendo un certo successo, io lo vedo nei riscontri degli amici che ci seguono, se Giovanna è d'accordo e se Antonino Danna è d'accordo, avremo nuovamente Giovanna nella prossima puntata per raccontarci il passaggio e i primi anni in Bertone, se siete d'accordo. Oh, Per me sarei sì. contentissima. Benissimo. Grazie anche ad Antonino Danna, io non so come ringraziarlo, veramente, non so come ringraziarlo. Non c'è problema. E anche a te Alessandro. Di nulla Giovanna, siamo amici da tanto tempo. Allora, grazie a tutti e ci Grazie a ritroviamo voi. tra 168 ore. Benissimo. Grazie a tutti Grazie. quanti e un A abbraccio presto. caloroso. E buon Arrivederci. proseguimento. Arrivederci. Sigla. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.